9 mesi, tanto è bastato a Bassano per abbassare di 14 punti percentuali il rifiuto secco residuo. Potere dell'introduzione iniziata con la sperimentazione in 3 quartieri, poi diffusa all'intero territorio comunale, dei bidoni personalizzati dotati di microchip. L'introduzione della misurazione con il bidone del secco con il microchip, che non è ancora a regime in centro storico ma che fuori è a regime ovunque, c'è stato un aumento della differenziata e una diminuzione della frazione secca. Questo vuol dire qualità ambientale migliore, perché il secco va al depuratore, va all'inceneritore, va alla discarica e anche minor costi per i cittadini. Fino ad oggi a Bassano la raccolta differenziata si aggira sull'ordine del 73-74%, una cifra significativa ma ancora lontana dalle percentuali record di altre città del Veneto e di buona parte del Trentino Alto Adige, che raggiungono anche quota 85%. Per avvicinare queste cifre serve migliorare consuetudini e pratiche, ed ecco che in aiuto dei bassanesi da qualche settimana sono arrivati gli ecovolontari. Sono persone che sono state formate in queste settimane per capire come funziona il ciclo dei rifiuti e andranno a spiegare ai cittadini come differenziare meglio e a vigilare anche un po' sul territorio.